Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a rivedere un'impresa compiuta di recente da Carlsen sul sito lices.com, dove ha raggiunto la vetta dei 3300 punti elo nelle partite bullet, in pratica nelle partite da un minuto. L'impresa è stata appunto effettuata il 6 e il 7 aprile del 2020, quindi circa un paio di mesi fa. E vediamo questa partita. Qui aveva il punteggio di 3297, gli mancavano 3 punti per arrivare ai 3300 punti. E vediamo questa partita col bianco Carlsen e col nero un maestro fide molto forte. Andiamo a vedere la sequenza delle mosse. Ti ricordo che è una partita a un minuto, quindi molto veloce. Ci sa che ci siano state delle sviste, ma neanche più di tanto. C5, D5, E5, cavallo C3, D6. Il nero, sapendo di trovarsi contro il campione del mondo, decide di impostare un gioco con un centro chiuso. In generale le partite con il centro chiuso sono un po' più posizionali, meno tattiche, probabilmente potrebbero finire in parità poiché nessuno dei due giocatori riesce a sfondare, però stiamo parlando comunque di una bullet, quindi tutto può accadere. E4, F5, il nero è sin da subito aggressivo. E su cavallo F3 addirittura il nero gioca F4 con l'idea di bloccare l'uscita di questo alfiere. Qui Carlsen giocò G3 giustamente, no? Con l'idea di eliminare questo pedone, assolutamente ci sta. In realtà c'era questa mossa, molto carino, sacrificio di cavallo sul pedone, pedone per donna in H5 e c'è la solita. Chiaramente non si può giocare G6 altrimenti si perde la torre. Qui bisognava giocare il re in E7, comunque la donna riusciva a catturare il suo E5 con il re scoperto al centro, insomma non è affatto male. Per esempio re in F7, si catturava anche quest'altro pezzo con scacco ed era un vero guaio, ma comunque ripeto era una bullet. G3, F per G3 e ora ha senso catturare con questo pedone, intanto apriamo e controlliamo la colonna H. Cavallo F6, cavallo G5, queste sono quelle mosse fastidiose, ma fastidiose che sanno giocare solo i computer e i gran maestri. Qual è l'utilità di cavallo G5? Al momento nulla. Al momento nulla, se non fosse che è fastidioso, è comunque un cavallo sulla quinta traversa, è un cavallo che potenzialmente ti controlla queste case ed è un cavallo che non puoi scacciare via. Perché non lo puoi scacciare via? Perché se giochi H6 va bene, io posso anche ritirarmi con questo cavallo prima o poi, ma intanto sei venuto a creare un buco su G6, tu intanto non potrai mai catturarmi questo cavallo perché altrimenti perdi la torre. Quindi vai ad indebolire le tue case, perciò non lo si può scacciare via. Donna in E7 e ora Carlsen dice sarebbe bellissimo per questo cavallo riuscire ad andare in E6. Chi è che gli rompe le scatole a quel cavallo di andare in E6? L'alfiere C8. Dunque che cosa gioco? Gioco alfiere H3, così cambiamo gli alfieri e una volta che il nero non riuscirà più a controllare le case chiare, potrò piazzare il mio bellissimo cavalluccio in E6. E in effetti va così. Ragazzi, tutti questi ragionamenti in meno di mezzo secondo. Oh, guarda che bellissimo avamposto si è venuto a creare per quel cavallo. Cavallo A6, alfiere in E3, arrocco lungo e finalmente il cavallo, bam, prende questa bellissima casa attaccando la torre, torre in E8. Ovviamente questo cavallo non intende minimamente catturare questo alfiere poiché questo cavallo vale 10 volte questo alfiere che è chiuso qui e non sa minimamente dove andare. F4, ora arrivano un po' di pedoni a sostenere quel cavallino. Cavallo C7 cercando di scambiare i cavalli, F5. Cambio di cavalli direi quasi obbligato, D per E6. La donna va in C7 cercando forse di entrare in punti più dove può avere un attimino un po' più di gioco, alfiere G5. L'idea di Carlsen è quello di sbarazzarsi di questo cavallo in modo tale da prendere nuovamente la casa D5 con questo cavallo e quindi avere una buonissima posizione. Donna B6, su donna B6 c'è alfiere per F6 e ora
Donna B2 minacciando il cavallo, qui c'era semplicemente alfiere per E5 proteggendo il cavallo e prendendo un ulteriore pedone. Chiaramente in caso di cattura c'era Dame d'Or, donna D7, il re si toglieva e qui la partita è praticamente finita, è matto in 2 mosse alla prossima. Quindi su cavallo D5, scusami, su questa mossa su donna B2 Carlsen non gioca questa cattura, ma gioca una mossa più lineare e semplice come il cavallo D5, che è comunque un'ottima posizione per questo cavallo. G per F6, ora Carlsen non decide di catturare subito e gioca G4, non ho capito perché non ha catturato subito. H5 ancora una volta, questo pedone è inchiodato finché l'alfiere non si sviluppa, poiché c'è dietro questa torre. Torre B3, bella minaccia di donna e si inizia a fare minaccia sul punto B7, quindi vicino al re. Donna D4 e Carlsen ora crede che sia giusto cambiare le donne. E adesso cavallo per F6. Finalmente è caduto quel cavallo, scusami, oggi sono dislessico, è caduto quel pedone e adesso non so se vedi l'avanzata di pedoni mostruosa che ha il bianco. H per G4, mossa giusta, adesso probabilmente un giocatore normale catturerebbe questo pedone, in realtà no, c'è di meglio, c'è questa torre A1 che non sta giocando. Il re si mette al sicuro con l'arrocco lungo e adesso la torre è potentissima ed è libera di andare a attaccare. Tanto questo pedone prima o poi cadrà, non c'è bisogno di attaccarlo subito. Alfiere H6 scacco, il re si sposta in B1. La torre in E va in F8 minacciando questo cavallo che semplicemente cattura un pedone e si toglie dalla minaccia. Mancano poche mosse alla fine della partita, ragazzi. Alfiere in F4, cercando forse di mettersi al sicuro, torre per F3 minacciando l'alfiere, alfiere in E5 e ora è arrivato il momento di dare via il cavallo. Tac, tac, tac. Ok, 2 pedoni uniti, passati, valgono più probabilmente di questa torre, non senza probabilmente, sicuramente. Torre in E8 minacciando questo pedone, no problem, F7 e se mi catturi questo pedone io semplicemente vado a promozione. Su F7 il maestro fide col nero abbandonò e Carlsen prese un altro punto e altre 2 partite vinte, arrivò così a 3300 punti. Il nero non è mai riuscito a vincere una partita, ovviamente. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi come sempre ci diamo appuntamento a domani con un nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!